martedì 10 dicembre, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Torneremo prestissimo ad Emanuela per la lettura dei quotidiani regionali, ma intanto c'è la cronaca. Un uomo di 40 anni è stato ucciso a coltellate ieri sera a Siracusa. Il delitto è avvenuto in via Italia, nella zona nord della città. Non sono ancora chiare la dinamica e anche i motivi dell'omicidio, sul quale sta indagando la polizia. Sembra che la vittima sia stata accoltellata davanti alla porta della sua abitazione, ma si tratta al momento di una ricostruzione da verificare. Gli investigatori sarebbero sulle tracce dell'aggressore. E ora torniamo ad occuparci dell'esplosione avvenuta a Calenzano. C'è un operaio di 57 anni fra i dispersi di Catania e ci si contano anche delle vittime. Sentiamo il servizio. C'è anche il catanese Carmelo Corso, di 57 anni, nella lista delle 5 persone che mancano all'appello nella terribile esplosione a Calenzano, pochi chilometri da Firenze. Corso lavorava come autotrasportatore della ditta RAT Trasporti e stava guidando la cisterna vicino alla pensilina dello stabilimento dell'ENI, dove si è verificata l'esplosione. E sono ore di apprensione per i familiari che vedono col passare del tempo spegnere le speranze per i loro cari. Intanto stamattina riprenderanno le ricerche nel sito diventato un vero inferno in poche ore. Il bilancio per adesso di 2 morti accertati, 3 dispersi e 26 feriti. I soccorritori intervenuti dopo l'esplosione hanno individuato le 2 vittime: Vincenzo Martinelli, di 63 anni, originario di Napoli, residente vicino Prato, e un altro uomo residente in provincia di Pisa. A esplodere è stata una delle autobotti nella pensilina di carico, nella zona dove viene caricato il carburante. Questa l'ipotesi su cui lavora la Procura di Prato, che ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'incidente. Il comune esclude rischi alla salute causati dall'alta colonna di fumo, anche se nell'area dell'incidente sono state distribuite mascherine. E il presidente Mattarella ha espresso solidarietà di fronte a questo gravissimo fatto, e il ministro della Protezione Civile Musumeci assicura che i soccorsi scattati sono stati immediati. Dal presidente della regione siciliana Schifani, piena solidarietà a tutta la comunità colpita dal tragico evento. Basta morti sul lavoro, dicono CGIL, CISL e UIL, e proclamando per domani uno sciopero generale e provinciale di 4 ore a fine turno. E sempre domani il presidente della regione Giani ha indetto una giornata di lutto in tutta la regione. E allora con Emanuela Corsi l'ennesimo dramma, l'ennesima tragedia che avviene su un posto di lavoro, al lavoro. Ci sono delle vittime, ci sono diversi dispersi, uno di questi è catanese siciliano. Sì, infatti l'ennesima tragedia sul lavoro che ci riguarda da vicino purtroppo, con questa notizia di questo catanese che appunto fa parte dei dispersi. Vediamo la Sicilia di oggi: l'inferno al deposito ENI, 2 morti, lo scoppio durante il carico di mezzi. Alle porte di Firenze, bilancio pesantissimo. Emanuela, ti fermo un attimo perché forse non riusciamo a vedere in regia sì, diciamo, i quotidiani. Allora un attimo ripristiniamo il tutto, così possiamo anche mostrare a casa quanto tu praticamente stavi leggendo. Ecco, adesso vediamo un po' se riusciamo a vederli. Chiedo alla regia una conferma anche. Sì, adesso ci siamo. Dicevamo bilancio pesantissimo, oltre alle vittime ci sono 3 dispersi e 26 feriti. La Procura di Prato ha aperto un'inchiesta, l'aria irrespirabile, allarme per l'ambiente. E poi c'è il racconto dei testimoni tra shock e paura, che parlano di una bomba gettata in guerra. Abbiamo sentito un'esplosione, tutti i vetri dell'azienda sono andati in frantumi, alcune porte sono state danneggiate, le scaffalature sono cadute per terra. Questo è il racconto naturalmente di chi si trovava sul posto. E poi il camionista siciliano nella lista dei dispersi, Carmelo Corso, di 57 anni, è dipendente della RAT Trasporti, con altri 2 colleghi, risulta nel sito ENI al momento dell'esplosione. E la vediamo questa esplosione. Allora, questa tratteggiata è l'area appunto dove è avvenuto lo scoppio, il deposito quindi di stoccaggio dell'ENI, e vediamo, perché poi naturalmente non sono mancate le polemiche, perché da tempo si segnalava questo sito come un sito a rischio, anche perché vediamo il centro abitato di Calenzano è a praticamente pochi passi. Poi c'è anche un centro commerciale importante vicino sempre a questo deposito, e quindi insomma già da tempo
tempo si diceva che bisognava attenzionare quest'area. Ecco dove ci troviamo, qua siamo nella cartina appunto della Toscana, Calenzano, vicino a Sesto Fiorentino, Firenze e a sud-est. Dicevamo, il bilancio al momento è di 2 morti, 26 feriti e 3 dispersi. E questo, restando sempre sulla Sicilia, possiamo definirlo un anno horribilis, un annus horribilis, Angelo, perché purtroppo non è il primo ed è l'ultimo di una lunga serie. Ricordiamo Suviana, Lesselunga e Casteldaccia, il 2024 appunto l'anno nero per quanto riguarda la sicurezza. E stamattina parleremo nel corso della nostra trasmissione anche per l'appunto di sicurezza sul lavoro. Intanto ancora cronaca, perché c'è stata un'operazione di contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti a Gela, l'intervento e l'operazione della Guardia di Finanza di Caltanissetta, che grazie ad alcune segnalazioni che sono arrivate anche dai cittadini circa la sicurezza in un quartiere che è Albani Roccella, i militari a Fiamme Gialle hanno effettuato una serie di controlli specifici, hanno individuato un 43enne gelese che è stato trovato in possesso di 2 panetti di cocaina per oltre 2 kg. Sempre dopo l'ispezione all'autovettura dove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, hanno esteso il controllo ad un secondo uomo che metteva a disposizione il proprio appartamento per il taglio e il confezionamento della droga destinata allo spaccio, rinvenendo e sequestrando un revolver e poi anche crack e cocaina per ulteriori 300 grammi. Torniamo ad occuparci della crisi idrica, cibi surgelati, piatti in plastica e famiglie separate. Questo è il Natale che attende i cittadini di Enna, che da mesi sono senza acqua e non potranno festeggiare con amici e parenti. Dopo le proteste montano ancora di più anche l'indignazione e la rabbia. Enna è senza acqua. Abbiamo chiesto a tutti più volte, ripetutamente, durante le manifestazioni. Ci stanno tutti ignorando. Natale in Sicilia ai tempi della crisi idrica. Manca l'acqua e addio cenoni e pranzi in famiglia. Anche le tradizioni delle feste vengono stravolte. A nulla sono valse finora manifestazioni e proteste. A Enna il regalo, si fa per dire, che i cittadini forse riceveranno sarà una turnazione ridotta. Dai rubinetti potrebbe scorrere l'acqua ogni 5 giorni anziché 6. Crescono indignazione e rabbia. Passeremo un grandioso Natale senza parenti, perché non possono venire a casa, perché non possiamo consumare acqua. Grazie di cuore a tutti. La maggior parte degli ennesi ha deciso così di trascorrere un Natale di carestia e non per questioni economiche. Soli, in casa, con cibi surgelati, piatti e bicchieri di plastica. Noi volevamo ringraziare la Regione Sicilia, ringraziare Sicilia Acque, ringraziare ATI, ringraziare il nostro gestore Acqua Enna. Durante queste festività noi non avremo acqua, quindi non potremo festeggiare come di solito, è usanza nostra fare. Le feste, che dovrebbero essere segnate da momenti di armonia e pace, saranno vissute tra lo scontento generale e c'è da scommetterci con altre proteste in strada. A Monreale, per mitigare la crisi idrica, a gennaio arriverà un'autobotte da 10.000 litri d'acqua finanziata dalla Regione. Un pannicello caldo che non risolverà certo la situazione. La crisi idrica non accenna assolutamente ad allentare la morsa, anche perché le piogge non bastano. Sono in arrivo anche dei finanziamenti dal governo, però mi pare che ancora non c'è una soluzione. Ancora non c'è una soluzione, però come dicevi tu arriva qualcosa dal governo centrale, perché ieri il ministro Musumeci ha annunciato che arriveranno altri 28 milioni alla regione dal governo Meloni. Siamo sulla Gazzetta del Sud di oggi. Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stanziamento di 28 milioni e 100 mila euro, per essere precisi, appunto per la regione siciliana. Un'integrazione, ha detto Nello Musumeci in una nota, che si rende necessaria per l'attuazione degli interventi urgenti volti a far fronte al grave deficit idrico in atto nel territorio dell'isola, per il quale abbiamo dichiarato lo stato di emergenza di 12 mesi, oltre già ad uno stanziamento di 20 milioni. Il governatore Schifani ha ringraziato il Consiglio dei Ministri che si è riunito ieri, infatti la notizia è uscita quasi in serata, però dicevamo le piogge non attenuano i disagi, nonostante siano iniziate le prime piogge, soprattutto nei territori più colpiti dalla crisi idrica, però questo non basta. Il responsabile della Protezione Civile, Salvo Cocina,
Modena, dice la situazione nelle province più in difficoltà resta molto difficile, impensabile prevedere di erogare più acqua. I primi dati, questi appunto sulle riserve idriche, non modificano lo schema di distribuzione razionata, quindi i razionamenti resteranno tali per come sono stati concepiti al momento, perché non ci sono stati questi miglioramenti significativi. E noi vediamo qui l'invaso dell'Ancipa, che è il cuore del sistema idrico della Sicilia centrale, che è ancora molto al di sotto rispetto a quella che dovrebbe essere la media, diciamo, del periodo. Adesso parliamo di infrastrutture. Partiranno a gennaio i lavori per la tratta della metropolitana a Catania, quella tra Montepo e Misterbianco. Al Ministero proprio delle Infrastrutture è stata posta la firma sul contratto di appalto da 124 milioni di euro. La metropolitana di Catania arriverà fino al centro storico di Misterbianco. A Roma, al Ministero delle Infrastrutture, la firma del nuovo contratto tra Ferrovia Circumetnea, gli affidatari del consorzio SIS e il sindaco Marco Corsaro. Il cantiere, fermo da oltre 4 anni per un contenzioso con l'ex impresa affidataria, dopo una lunga serie di trattative fra FCE, ricorrenti e Comune, partirà il prossimo gennaio. Sarà il consorzio SIS a realizzare la tratta Montepo-Misterbianco, un'opera da 124 milioni di euro. Il rischio di avere un'incompiuta Misterbianco, afferma il sindaco Marco Corsaro, è stato molto alto, ma possiamo dire di averlo scongiurato. La nuova impresa dovrà consegnare alla Ferrovia Circumetnea il rinnovato progetto esecutivo entro 3 mesi, quindi uomini e mezzi torneranno al lavoro. La tratta Montepo-Misterbianco prevede 2 stazioni sotterranee, una al centro di Misterbianco e l'altra nel distretto commerciale in Corso Marx. Tutto il resto della città sarà collegato alle stazioni con il sistema di trasporti pubblici che si stanno potenziando. Emanuela, torno da te. Andiamo sulla prima pagina della Sicilia di Catania per vedere come sarà appunto questa nuova stazione della metropolitana che collegherà Montepo a Misterbianco, appunto sottoscritto l'appalto a Roma. Vediamo qui questa foto, questo rendering dell'opera da Montepo a Misterbianco in metropolitana. Andiamo a vedere anche all'interno, sottoscritto l'appalto, una giornata storica. Il consorzio SIS eseguirà i lavori, cantiere da aprile 2025. Il sindaco Corsaro, sindaco di Misterbianco, saranno realizzate 2 stazioni sotterranee, quindi insomma pericolo scongiurato, come ha detto lo stesso sindaco. Parliamo ancora di metro, però legata più stavolta questa iniziativa alle prossime festività natalizie, perché la stazione Fontana si è trasformata in un palcoscenico per l'esibizione degli studenti dell'Istituto Vittorino da Feltre di Catania con suoni in metro. Le note natalizie negli spazi sotterranei della metropolitana di Catania, che si trasforma in palcoscenico per suoni in metro. Un'iniziativa unica nel suo genere promossa dall'assessorato alla pubblica istruzione in collaborazione con Circumetnea, che unisce arte e musica nel cuore sotterraneo della città. Questo evento segna l'inizio di una serie di iniziative che porteranno la gioia del Natale in città. Stamattina alla stazione Fontana si sono esibiti i ragazzi dell'Istituto Vittorino da Feltre, che hanno così l'opportunità di mettere in mostra il proprio talento. È bellissimo prendere tutti i ragazzi e coinvolgerli nel nostro percorso di strumento musicale, che coinvolge tutti i ragazzi. Pensate che sono 80 elementi di orchestra. Il tutto incorniciato dalla mostra Fermate d'Arte, opere provenienti dalla collezione Biscari che, come in un museo contemporaneo, trasformano un semplice luogo di transito e di impegni quotidiani frenetici in un luogo di aggregazione e di scambio culturale. I concerti di suoni in metro saranno riproposti anche nei giorni 10, 12 e 13 dicembre presso la stazione Giovanni XXIII, coinvolgendo gli studenti di diversi istituti comprensivi. Diamo la possibilità agli altri di far vedere le capacità che abbiamo e quando è bella in realtà la musica, perché molti la sottovalutano. E poi parla anche di Natale, giusto? Ovvio, il Natale è bellissimo, mette un'armonia.
E adesso torniamo di nuovo ai giornali, le prime pagine anche degli altri quotidiani della nostra regione. Sì, partiamo da Repubblica Palermo. Intanto l'apertura di oggi è dedicata a questa notizia, cioè agli aumenti di stipendio per i regionali. Uffici vuoti e aumenti di stipendio, i regionali festeggiano il contratto. Via libera agli scatti per il personale con un ritardo di 3 anni, ma mancano dirigenti nei posti chiave. Stop agli sgravi per le imprese, appello al governo di industriali e sindacati perché a rischio ci sono 8.000 posti di lavoro. E poi c'è l'intervista a Viesti, l'alt agli incentivi sarà un duro colpo per l'economia siciliana. Altre notizie a proposito di Natale a Palermo, multe alle auto e limitazioni per i monopattini, la stretta del comune sullo shopping natalizio, e qui vediamo l'albero di piazza Castelnuovo. E ancora l'arcivescovo di Palermo Lorefice che lancia un allarme, legge contro il crack, servono i decreti attuativi, queste le parole appunto dell'arcivescovo del capoluogo siciliano. A Trapani, per la cronaca, abusi sui detenuti, cancellata l'accusa di tortura per gli agenti. Andiamo a vedere all'interno intanto questo Natale per i dipendenti della regione, che sarà un Natale sicuramente più ricco, busta paga più alta per 10.000 dipendenti, ma gli uffici si svuotano. Approvato il nuovo contratto con 3 anni di ritardo, solo il 6,8% dei funzionari a meno di 50 anni si aspettano i concorsi adesso per ripartire. E poi, dicevamo, la tagliola del governo sugli sgravi alle imprese. Nell'isola del precariato ci sono a rischio 8.000 posti di lavoro. Questo per effetto di che cosa? Da gennaio lo stop alla decontribuzione Sud, che è stata un volano per l'occupazione nell'isola. Protesta quindi di sindacati e industriali proprio per questa mancanza di incentivi a partire dall'anno prossimo. Svimez che annuncia crescerà così il sommerso. E vediamo questi incentivi, la platea dei beneficiari. La decontribuzione Sud nel 2023 ha riguardato in Sicilia 426.000 contratti e 172.000 nel primo semestre 2024. I settori più interessati: strutture ricettive e ristorazione. Grazie alla decontribuzione le imprese hanno risparmiato il 30% sul costo del lavoro. Secondo Svimez il taglio appunto porterà ad un aumento del 10% e una frenata alle assunzioni. La manovra nazionale in discussione prevede un fondo per il Sud da 2,4 miliardi nel 2025 e meno della metà dei 5,9 della appunto decontribuzione, che sarà anche un tema di oggi, se non ricordo male. Poi andiamo a vedere un'altra notizia, sempre da Repubblica Palermo. La crisi delle arance catanesi, piccole e svalutate, le arance rosse catanesi pagano il conto della siccità. La carenza di acqua ha inciso sulle dimensioni e adesso il prezzo può scendere fino a 30 centesimi al chilo. Questo l'allarme per quanto riguarda il comparto agrumicolo appunto del catanese. Vediamo la prima pagina della Sicilia di oggi. Intanto, come una bomba, appunto l'esplosione nel sito Eni alle porte di Firenze. Dicevamo c'è anche un siciliano, un catanese tra i dispersi. E poi questa notizia che magari approfondiremo tra poco con la rassegna stampa nazionale. Mini Ires, mini taglio, rinvio sull'IRPEF per quanto riguarda la manovra, sarà elevato a 35.000 euro di reddito da dipendente il tetto per accedere alla flat tax. Questa una delle novità. E poi, a proposito di esplosione, abbiamo chiaramente la notizia del giorno è l'esplosione in questo sito di Eni vicino Firenze, ma la Sicilia ritorna a parlare di un'esplosione che ha riguardato appunto un territorio siciliano nel 2021, la strage di Ravanusa. Ricostruzione fallita, colpa della burocrazia. Andiamo a vedere questa notizia. I fondi stanziati sono ancora impantanati nella burocrazia. A 3 anni dalla tragica esplosione, il sindaco di Ravanusa sbotta, ci sono 40 famiglie sfollate. Qui vediamo la vasta area interessata dall'esplosione che avvenne l'11 dicembre 2021, quindi domani sarà proprio l'anniversario di questa tragedia.
E poi per la cronaca restiamo su questa pagina. Appiccò il rogo nella comunità in cui morì il prete, Corte d'Assise lo condanna a 22 anni per l'omicidio. La prima pagina del Giornale di Sicilia, in primo piano la manovra, primo sì all'ARS, il testo varato dalla Commissione Bilancio, fondi per stabilizzare i 258 ASU dei beni culturali e aumentare le giornate dei forestali. Al turismo altri 3,5 milioni per finanziare eventi. La settimana prossima parola all'Aula l'ipotesi di un maxi emendamento per dividere un tesoretto in base alle richieste di tutti i deputati. E poi regionali, firmato il contratto, già si pensa al prossimo. I sindacati che commentano, adesso recuperiamo i ritardi, dicevamo questi aumenti sono fermi al palo da 3 anni, e poi piogge, i benefici sono molto limitati come abbiamo già visto. Vediamo una notizia che riguarda il salva casa, perché l'ARS dovrà rivotare. Infatti la legge è stata recepita ma manca una parte è stata dimenticata, quindi si dovrà rivotare all'Assemblea regionale siciliana. E poi la fotonotizia oggi è dedicata appunto alla tragedia di Calenzano, strage tra gli operai. Vediamo velocemente anche la prima pagina della Gazzetta del Sud, anche qui la finanziaria regionale in primo piano, pronta per l'ARS, risorse garantite per i forestali e i precari ASU impegnati nei beni culturali. E poi il porto di Messina. Restiamo qui nel taglio centrale, il porto di Messina che si conferma primo in Europa, la classifica Eurostat relativa alla movimentazione di passeggeri, questo grazie anche appunto alle crociere. Grazie Emanuela, torniamo fra poco da te per le notizie nazionali e anche internazionali con la rassegna stampa. Dai quotidiani, chiaramente le testate del nostro paese. Adesso, come ogni mattina, ci colleghiamo con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Con noi c'è il sovrintendente Dario Martello. Le ultime notizie, buongiorno, cosa ci dice stamattina? Qual è la situazione della viabilità? Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori dal compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale. Iniziamo subito col dire che abbiamo un incidente appena verificatosi in A19 al chilometro 104 tra Caltanissetta ed Enna, in prossimità della galleria Fortolese, dove abbiamo anche la presenza di nebbia. Abbiamo le nostre pattuglie sul posto, comunque bisogna fare molta attenzione perché si sono create delle code. In A18 abbiamo in direzione Catania al chilometro 71 nei pressi dello svincolo di Acireale un incidente stradale sempre in direzione Catania dove si sono formate delle code, ma l'incidente è in fase di risoluzione. Sul tangenziale di Catania, quindi tra gli svincoli di San Giorgio e lo svincolo dei paesi etnei, abbiamo code che troviamo anche in direzione Catania Centro. In A20 sulla Catania-Messina ricordiamo che dalle ore 22 alle ore 6 rimane il tratto chiuso dell'autostrada tra Patti e Brolo, la strada alternativa è la SS 113. Anche ancora in A20 dalle ore 9 alle ore 18 rimane chiuso il tratto tra Santo Stefano di Camastra e Sant'Agata di Militello. Anche qui la strada alternativa è la strada statale 113. In provincia di Enna sulla strada statale 192 rimane chiuso il tratto al chilometro 43, il ponte di Dittaino, dove comunque troviamo in loco le strade alternative. Ricordiamo che quando guidiamo non bisogna parlare né al cellulare né scrivere al cellulare, bisogna guidare e basta. Dalla Polizia Stradale, il compartimento Polizia Stradale di Enna, buongiorno e un buon fine settimana. Grazie allora al sovrintendente Dario Martello per le notizie importanti che ci ha dato, ha segnalato diverse situazioni critiche, alcune in via di risoluzione. Adesso vediamo il traffico sulla città di Catania con le nostre telecamere, andiamo in via Vincenzo Giuffrida che è un punto di accesso ma anche di uscita dalla città. In ingresso vedete c'è molto traffico, è piuttosto sostenuto, mentre invece in uscita in direzione nord la situazione è sicuramente
sicuramente più tranquilla. Da via Vincenzo Giuffrida siamo invece sulla circonvallazione all'altezza del Tondo Gioieni, diciamo così. Anche qui sono molti rallentamenti in tutte e due le direzioni, sia in direzione est che in direzione ovest. Ci fermiamo adesso perché dobbiamo fare una pausa, dopo riprendiamo con la rassegna stampa nazionale con Emanuela Corsi. Tutto questo fra pochissimo. Insieme a Buongiorno Sicilia, adesso la rassegna stampa nazionale e internazionale. Partiamo dalla Nazione, Angelo, per parlare appunto dell'esplosione a Calenzano, inferno a Firenze. Vediamo la foto che prende quasi tutta la prima pagina. Esplode un maxi deposito di carburante dell'ENI a Calenzano, 2 morti, 3 dispersi e 26 feriti, tra cui 2 ustionati gravi. La nube nera invade l'area, l'analisi sull'ambiente, mentre l'Italia torna a piangere morti sul lavoro. E poi una città ferita. L'indignazione non basta perché ci sono state già 2 tragedie in circa 10 mesi e ancora i camionisti arsi vivi e i silos, il silos salvavita, vittime e miracolati. Chi sono? Ancora era un impianto ad alto rischio. Carte e proteste. Era considerata la cittadella della benzina, ma come abbiamo fatto vedere anche prima in quella cartina si trovava a pochi passi dal centro abitato e allo stesso modo a pochi passi da un grosso e importante centro commerciale, quindi insomma poteva andare decisamente peggio. Andiamo a vedere ancora il Corriere della Sera, anche qui il boato, strage nel deposito, 2 morti e 3 dispersi nel centro Eni, scintilla durante il carico dei camion, inferno a Calenzano in Toscana, 26 feriti, l'allarme ambientale è poi rientrato appunto per questa nube di fumo che facciamo vedere. E poi le vittime, Vincenzo e gli altri, le vite spezzate su quelle cisterne. Vediamo ancora altre notizie, intanto la Siria, anche questa un'altra notizia in primo piano, nuovo premier, Al-Jolani ha nominato Bashir, un suo fedelissimo Muhammad Bashir, appunto nuovo premier dei libelli e amnistia, aperte infatti le celle. Gli oppositori di Assad sono tornati liberi e poi a parte la scarcerazione di questi oppositori, si è parlato delle condizioni in cui si trovavano in queste carceri, nel carcere degli orrori, tra cappi e urla dei parenti. Il reportage del Corriere, il mattatoio umano, così vengono definite appunto queste carceri durante il regime di Assad. Andiamo negli Stati Uniti per tornare a parlare del manager Brian Thompson che è stato ucciso da un giovane, è stato preso un 26enne, sarebbe lui l'assassino ricordiamo omicidio avvenuto a New York, aveva un testo anti-assicurazioni, lui è stato fermato in Pennsylvania, si tratta di Luigi Mangione che ha le origini italiane, è un italo-americano di 26 anni, aveva una pistola e diverse carte d'identità false, oltre a manoscritti critici delle compagnie di assicurazioni sanitarie in cui scrive: questi parassiti se la sono cercata, doveva essere fatto. Quindi presumibilmente appunto è lui l'omicida. E poi andiamo a vedere a Monza una notizia di cronaca, accoltella l'ex, ma lui è già a processo perché l'aveva sfregiata un anno fa. Andiamo a vedere le autobotti, l'esplosione, quindi il disastro che è avvenuto a pochi chilometri da Firenze, 2 vittime e 3 dispersi, è crollata anche una palazzina, 26 appunto dicevamo i feriti e qui la foto con le fiamme. E poi invece andiamo a vedere qualche approfondimento sulla questione siriana. Dall'ISIS al Kurdistan, i 4 fronti ancora aperti dopo la caduta di Assad. La cacciata di Assad sarebbe stata decisa a Doha
nella Qatar il 7 dicembre. Epilogo concordato da Mosca e Teheran con Ankara. Questa è, diciamo, l'ipotesi che si fa strada per quanto riguarda poi la fine del regime di Assad. I filoturchi attaccano i curdi intanto che si ritirano da Manbij, intesa mediata dagli Stati Uniti. Qui vediamo la situazione della Siria in verde scuro, le truppe turche quindi al nord, poi in verde quindi buona parte del territorio siriano che è stato preso dai ribelli, in nero invece le aree che sono comandate dall'ISIS, questa in giallo quindi la vediamo qui, diciamo questo color senape, le forze democratiche siriane turche, quindi qui ci sono i curdi, e poi vediamo la zona cuscinetto qui in azzurro che si trova al confine tra Israele e la Siria, le alture del Golan che sono state colpite e presidiate dall'IDF. Andiamo a vedere ancora sempre nel Corriere, per la Russia la Siria era un peso inutile, ma così Erdogan ha umiliato Putin. Le parole sono dell'ex generale di Mosca Savostianov, che parla di rivincita curda dopo la caduta appunto del regime di Assad. Già dirigente dell'FSB, ora vive all'estero. Le ricadute della Siria: potrà essere rinforzato il contingente che combatte in Ucraina. Questa l'analisi appunto di questo ex generale russo. E poi nella macelleria umana di Assad, vi prego, cercate mio marito. Le ruspe scavano per localizzare le celle segrete sotterranee appunto che si trovano in queste carceri siriane. Là si spera di trovare i prigionieri scomparsi. Tra la gente che marcia verso il carcere voglio vedere ciò che ha visto papà prima di essere ucciso, quindi si cerca di capire cosa avveniva dentro queste carceri durante il regime di Assad. Sono state rinvenute la stanza della pressa per schiacciare i corpi e le corde per appenderli. Questo avveniva purtroppo a danno degli oppositori di Assad. Andiamo a vedere La Stampa con Firenze naturalmente in primo piano, la strage del fuoco, il deposito era una bomba, e poi ti faccio vedere questa fotonotizia dedicata alla Pellegrini che parla di patriarcato, dice il patriarcato esiste. Pellegrini, i femminicidi e la Fondazione Cecchettin. Lei tra l'altro era presente anche alla cerimonia per proprio lanciare questa fondazione Giulia Cecchettin alla Camera dei Deputati. E poi sempre nella stessa parte, diciamo, della notizia c'è quest'altra storia, cioè quest'uomo che ha accoltellato l'ex che era stata sfregiata un anno fa. Quindi da un lato la lotta alla violenza sulle donne, dall'altra purtroppo ancora fatti di cronaca che ci ricordano che purtroppo è un tema che ancora non è stato risolto. E poi qui vediamo le foto di Luigi Nicolas Mangione, appunto il presunto killer del manager americano. Qui lo vediamo meglio perché diciamo siamo abituati, conosciamo questa foto a destra dove appunto lui sorrideva e quindi lo vediamo sorridente anche in questa foto dove si vede bene il volto di questo ragazzo nato e cresciuto a Towson in Maryland. Sarebbe lui appunto l'assassino. Velocemente andiamo a vedere Repubblica di oggi. Naturalmente le notizie in primo piano sono sempre quella dell'esplosione e poi la Siria, ma vediamo anche questa notizia: giustizia, bavaglio stampa, è stato approvato il decreto, quindi stretta per i giornalisti. Divieto per i cronisti di citare le ordinanze, via libera al decreto in Consiglio dei Ministri e poi restano fuori altre notizie, le supermulte per gli editori. FNSI dice così: protetti delinquenti e colletti bianchi, protestano le toghe. Grazie Emanuela, torneremo da te più avanti nel corso della nostra mattinata. Intanto noi ci fermiamo perché ci sono le previsioni meteo e poi il primo degli ospiti della nostra giornata.
Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il tempo sarà instabile al centro-sud con piogge sparse, più concentrate sul versante tirrenico e neve lungo la dorsale appenninica, anche sino a quote medio-basse. Al nord spiccata variabilità. Sulla Sicilia spiccata variabilità nella giornata di martedì con alternanza tra sole e nubi e qualche possibile occasionale piovasco. I venti saranno ancora tesi, con mari che risulteranno localmente anche molto mossi, fino ad agitati al largo. Temperature massime comprese tra i 13 e i 19 gradi. Nel corso della giornata di mercoledì rimonterà l'alta pressione, ritornerà infatti a splendere il sole, solo un po' più di variabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi e i venti saranno in attenuazione con mari con moto ondoso in diminuzione. Le temperature saranno in ripresa di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Allora, buongiorno Sicilia, come detto il primo degli ospiti della nostra mattinata, ritroviamo il dottore Franz Di Bella, buongiorno. Buongiorno. Vicepresidente vicario di Confindustria Catania. Esatto. Allora, stamattina parliamo dell'addio alla decontribuzione al Sud, perché la finanziaria che in questi giorni si analizza in Parlamento, si è in via di approvazione perché entro la fine dell'anno deve essere varata, ha abolito in questo momento quello che era un provvedimento del 2020 che era nato in seguito proprio agli effetti pandemia, per dare una mano alle regioni del mezzogiorno, quelle dove magari c'erano più difficoltà da un punto di vista dell'occupazione. La decontribuzione in questi anni è servita. Intanto buongiorno e grazie per questa opportunità per dare voce alle aziende del nostro territorio rispetto a un tema assai importante. Certamente la decontribuzione ha avuto una funzione, una misura impattante, importante per il nostro territorio, per tutto il Mezzogiorno, anche andando oltre a rivedere un po' quello che è l'impatto rispetto ai temi coesione, quindi ritengo che appunto la decontribuzione Sud abbia avuto una funzione addirittura nazionale, importante per cercare di colmare il divario tra Sud e Nord. È vero che la ritroviamo in questo momento, dicevamo appunto, una legge del 2020 che ha avuto una misura che guardava a un lungo periodo che traguardava dal 2021 al 2029, siamo andati avanti con dei rinnovi, oggi ci ritroviamo con una misura che viene abrogata da questo disegno della legge di bilancio 2025. In questo momento la ritroviamo inserita, noi contiamo attraverso queste manifestazioni di attenzione verso questa misura che ci sia un emendamento, che ci sia una rivisitazione del punto affinché possa dare ancora vita a un altro periodo importante rispetto all'impatto che può avere questa misura. Anche perché ci sono dei rischi. Il mancato rinnovo della decontribuzione, secondo quello che viene riportato da Svimez, metterebbe a rischio circa 8.000 posti di lavoro. Svimez ha fatto, appunto, il rapporto è stato molto importante, ho preferito portare qualche dato con me che può far capire quanto è il valore di questa misura. L'impatto sul 2025 5,9 miliardi, quindi un impatto importantissimo che può dare sicuramente una stabilità, una continuità di quella che è in questo momento la crescita dei territori del Mezzogiorno, che stanno vedendo attraverso questa ed altre misure legate alla coesione, legate all'innovazione, legate alla sostenibilità, certamente un rilancio. Questa misura potrebbe avere certamente degli impatti negativi, quindi non avere più una decontribuzione. Appunto il rapporto Svimez parla dello 0,2% in meno per il PIL, 0,3% in meno
per l'occupazione. Sono dati che ci preoccupano e sono dati che noi scongiuriamo e che riteniamo ci possa essere appunto una sensibilità di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione nel rivedere questa misura, affinché ci possa essere un emendamento che permetta appunto di introdurla ancora una volta nella finanziaria per il mantenimento. Il mancato, ipotizziamo, rinnovo della decontribuzione Sud farebbe secondo lei crescere di nuovo il sommerso, cioè il lavoro nero? Beh, è uno dei rischi che certamente questa interruzione di una misura che agevola l'occupazione, che spinge l'occupazione e crea certamente delle attività che poi sono certamente fuori dal binario dell'ordinario, fuori dal binario delle cose corrette. Quindi noi auspichiamo ancora una volta che ci sia questa ripresa. Vorrei dire, abbiamo visto anche dal rapporto Svimez che vi sono delle misure che possono in qualche modo essere di accompagnamento ancora per il Mezzogiorno. Ci ritroviamo con il fondo per interventi al Sud, 2,4 miliardi, che si unisce agli altri sostegni per il Sud, altro credito d'imposta per 1,6 miliardi. Ma la sommatoria è comunque deficitaria di 1,8 miliardi rispetto al 2025, un importo impattante e quindi per noi è una grande preoccupazione. Allora, i numeri che avete fornito voi su quello che è stato, diciamo, la decontribuzione Sud sono importanti, perché c'è stato un risparmio medio mensile per ogni dipendente di 163 euro, dipendenti alla provincia di Catania, secondo i dati Istat 2022 sono 192.000, totale del beneficio mensile 31 milioni di euro, il totale beneficio anno di 372 milioni di euro, quindi diciamo, come diceva lei, sono numeri significativi, importantissimi. Certo, addirittura questi sono proprio numeri sviscerati rispetto alla nostra provincia, quindi ancora di più ci permettono di chiarire quanto sia impattante il valore di una misura così forte per il nostro territorio. Quindi ecco, una misura che oggi viene meno alle aziende, viene meno in termini di crescita, in termini di sviluppo, in termini di sostenibilità rispetto anche al dato occupazionale che oggi è in essere. Quindi la nostra grande preoccupazione è che le aziende debbano rivedere dal 1° gennaio 2025 il loro piano di sviluppo, ma anche il loro piano di tenuta dell'occupazione, che è il vero dato che ci preoccupa. Non avere la certezza di una misura che continui a mantenere alta la possibilità di colmare il gap, di colmare tutto quello che per noi è una difficoltà del nostro territorio, del nostro Mezzogiorno, è certamente una grande preoccupazione sulla tenuta occupazionale. Dottore Di Bella, nella legge del bilancio 2025 esistono dei bonus, sono previsti dei bonus. Intanto c'è questo bonus ZES, che c'è il bonus ZES, c'è poi il bonus per le donne, c'è il bonus giovani, però cerchiamo di capire piano piano che cosa... È chiaro che non possono dare quello che ha dato il provvedimento del 2020, stiamo parlando per quello che esiste oggi, quello che c'è, poi se... grazie ai vostri interventi, all'interlocuzione con il governo, all'aiuto anche chiaramente dell'opposizione e anche di forze chiaramente della maggioranza, si potrà magari, speriamo, mantenere in vita la decontribuzione per il Sud. Ma il bonus ZES che riguarda, diciamo, le aree, la ZES unica, ormai esiste la ZES unica e insomma tutto il Mezzogiorno è compreso in questa ampia area geografica, ha una durata massima di 24 mesi. Sì, esatto, diciamo è limitata nel tempo, è limitata nelle risorse, ha un impatto diverso anche rispetto all'utilizzo delle risorse stesse, la facilità con la quale la misura decontribuzione Sud aveva come fruizione da parte delle imprese permetteva una rapida, immediata immissione dal punto di vista dell'impatto della misura sui conti economici delle aziende, quindi questa si traduceva in una realizzazione immediata di una misura che dava subito ossigeno e risorse alle aziende. Ciò che oggi è previsto all'interno della finanziaria rispetto appunto ai temi ZES è ancora in divenire, sono degli impegni che ad oggi non sono costruiti all'interno di una misura già ben formata. Questo ci fa anche preoccupare perché quelle risorse
oggi non incanalate perfettamente all'interno di misure già costruite, potrebbero diventare delle risorse utilizzabili per delle questioni congiunturali, quindi ancora di più vedere ancora depauperato questo numero complessivo di miliardi che devono essere invece la leva principale per lo sviluppo del Mezzogiorno. E parliamo di giovani, perché esiste anche un bonus giovani, però è diciamo molto ma molto ridotto anche nel tempo, perché da settembre 2024 arriva sino a dicembre 2025. I giovani interessati sono quelli che arrivano a 35 anni, se non inferiori a 35 anni, però anche questo è un provvedimento molto, diciamo, ridotto e ristretto. Assolutamente sì, e su questo continuiamo anche qui a fare leva per sensibilizzare le forze di governo e le forze di opposizione a una rivisitazione di queste regole. Le regole del periodo corto, del periodo breve, dell'incertezza sulla durata non aiuta, quindi noi consideriamo sia invece fortemente d'impatto una misura strutturale, una misura che abbia un respiro ampio, quindi giusto introdurre delle misure per i giovani, giusto introdurle però con delle tempistiche che permettono di pianificare alle aziende gli investimenti, l'attività che devono fare dal punto di vista del supporto occupazionale, che è quello che noi auspichiamo nei prossimi anni. Il governo ha previsto anche un bonus per le donne che riguarda tutte le donne, non ci sono limiti di età, però c'è un limite temporale, anche in questo caso che è quello di 24 mesi. Anche lì, ecco, una misura che a 24 mesi inizia a essere una misura che ha un periodo, un polmone per poter immaginare investimenti, ma certamente, ripetiamo, la non sostenibilità di una misura, non siamo affezionati alla frase, alla parola decontribuzione Sud, siamo affezionati al modello della misura, un modello di misura che vede impattare lo sgravio contributivo, quindi di una fetta dei contributi che il datore di lavoro paga per i lavoratori, in una misura, in una percentuale di sgravio che ci permette però di avere la copertura su tutti i lavoratori e non solo su una parte. Prima di salutarci, prima di chiudere, quindi per il 2025 al momento le risorse che sono disponibili sono quasi la metà rispetto a quelle che erano invece originariamente previste dalla decontribuzione. Assolutamente sì, questo è il nostro grido d'allarme, questa è la nostra vera preoccupazione, cioè avere dimezzato quelle che sono le risorse per il Mezzogiorno è certamente una grande preoccupazione ed è per questo che stiamo provando a far sentire la nostra voce. Abbiamo delle interlocuzioni con rappresentanti di governo, con le opposizioni, per cercare appunto di caldeggiare una pratica molto importante, una misura molto importante che è appunto quella che vuole vedere sia risorse stanziate nella misura corretta, sia anche l'attenzione a delle misure che sono facilmente utilizzabili dalle aziende e quindi facilmente impattabili, che possono avere un impatto immediato sul territorio. Per quello che è diciamo, il termometro di questa trattativa, perché di fatto si tratta di una trattativa per poter rintrodurre di nuovo questo provvedimento, ci sono delle scadenze, avete degli incontri a breve, avete programmato una faccia a faccia, proprio un tavolo di concertazione per fare una forte pressione? Allora, devo dire che ieri c'è stato sicuramente un incontro di governo tra le alleanze di governo per cercare di rivedere un attimino l'impostazione di alcuni punti, di alcuni emendamenti. Abbiamo certezza che oggi ci sarà un'ulteriore riunione, domani la misura, la finanziaria dovrebbe iniziare a entrare in aula per le discussioni e quindi è chiaro che confidiamo in queste ulteriori 24 ore e poi nei lavori delle Camere per avere un aggiustamento di una misura che riteniamo ovvia, necessaria, impattante per il nostro territorio e che deve scollarsi, deve allontanarsi dal tema delle risorse finanziarie, quindi non può essere una misura in qualche modo organizzata, pensata secondo le possibilità che vi sono di bilancio, ma deve essere pensata e ragionata sugli impatti che ha per il Mezzogiorno. Grazie al dottore Franz Di Bella, il vicepresidente vicario di Confindustria Catania. Speriamo che alla fine si possa portare a casa un risultato importante per le aziende, ma come a cascata per l'occupazione, perché è importante che si mantengano i livelli occupazionali, considerato insomma il grido d'allarme che in questo momento si avverte con, faccio semplicemente un esempio, quello che succede nel settore dell'automotive, e lì là c'è un grosso problema, perché si parla davvero di centinaia di migliaia di posti di lavoro che sono
a rischio. Buongiorno, buon lavoro anche a lei, allora, dottore Di Bella, ci rivediamo presto. Magari speriamo di poter annunciare che questo provvedimento è stato, diciamo, fatto proprio dal governo e inserito nella finanziaria. Grazie ancora. Grazie, buon lavoro. Noi ci dobbiamo fermare, breve sosta e poi cambieremo argomento, parleremo d'altro. Restate con noi. A Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Allora, prima ci siamo occupati della finanziaria, di quello che ci potrà essere nella finanziaria del per il 2025, quello che riguarda in modo particolare il reinserimento della decontribuzione per il Sud. Ora parliamo invece di inclusione, di lavoro e di diritti per i lavoratori. Lo facciamo con il professore Roberto Ortoleva, buongiorno. Buongiorno. Che è il direttore dell'unità complessa del coordinamento e controllo anche, diciamo, in parere sintesi, della psichiatria residenziale, e in studio con noi c'è anche Nicola Vitale, che è un manager di Piazza Scamacca. Adesso cerchiamo di capire qualcosa in più, soprattutto parliamo dei diritti sul lavoro di alcune categorie di lavoratori, che sono quelli affetti da disabilità psichiatrica e mentale. Professore, possiamo dire chi rientra in queste categorie e magari non sa di poter approfittare di una legge, di avere a suo vantaggio una legge? Cosa possiamo dire a queste persone che vengono di fatto, come dire, quasi emarginate? Beh, alcune volte discriminate, però certamente noi abbiamo una legge, che è la legge 68 del 99, che ci invidiano in tutta Europa perché è stata per prima, diciamo, normata in Italia, quindi una legge che ha 25 anni, che stabilisce all'interno di questa legge proprio tutti i criteri di inclusione dei disabili, senza nessuna discriminazione, e in particolare però i disabili psichici, che rappresentano una fetta importante della popolazione. Ricordiamo che almeno il 10% della popolazione, diciamo così, è affetta da disturbi mentali e quindi come tali andrebbero sempre sostenuti e aiutati anche nei processi di inclusione, che rappresentano poi la guarigione sociale della persona con problematiche mentali. Il pregiudizio che sta alla base, diciamo, di questa inclusione è dato dal fatto che spesso la malattia mentale genera paura e anche un po' timore nelle persone comuni, ma di fatto oggi con i sistemi di cura e di riabilitazione moltissimi dei problemi mentali vengono superati, se non addirittura appunto guariti per certi versi. E quindi questo permette anche alle persone che hanno una certa difficoltà o anche dei disturbi soltanto del comportamento o relazionali di poter essere inseriti all'interno del tessuto, diciamo, sociale e quindi anche lavorativo, sia profit che non profit. Da qui anche l'importanza della cooperazione del terzo settore per riuscire a ottenere risultati che oggi a Catania sono risultati importanti. Noi siamo la seconda città d'Italia dopo Milano, e scusi se è poco, proprio per l'inclusione dei disabili mentali. Nel 2010 abbiamo ricevuto un premio nazionale proprio per questa attività. Quindi Catania è all'avanguardia da questo punto di vista, proprio perché ha iniziato per tempo, già dal 2001, a occuparsi di queste condizioni, però diciamo c'è sempre molto da fare. E allora, che cosa si fa? Ne parliamo con Nicola Vitale, che è manager di Piazza Scamacca. Intanto Piazza Scamacca che cosa rappresenta, che cos'è? Spieghiamo a chi ci segue da casa. La Piazza Scamacca è il primo mercato metropolitano che nasce proprio al centro di Catania. Il nostro, oltre a essere uno spazio commerciale, è un progetto di qualificazione urbana, perché nasciamo proprio all'interno di un'ex chiesa. E il nome stesso già dà un po' quali sono i nostri valori, no? La nostra è una piazza che si apre a tutti, quindi l'inclusione sociale per noi diventa fondamentale. Lo facciamo in primis con le persone che collaborano con noi, cercando di avere una certa etica lavorativa, no? I valori lavorativi per noi sono tra le cose più importanti. Di conseguenza lo facciamo anche con tutta una serie di progetti, perché è importante dire che il nostro spazio è un modello di business molto particolare, in tanti hanno investito e anche cooperative del terzo settore sono dei partner veri e propri, e con loro abbiamo portato
portato avanti tutta una serie di progetti concreti dove da stage formativi sono diventati vere e proprie assunzioni. Prima ancora di partire nel 2021 abbiamo iniziato uno stage formativo con ragazzi che non avevano avuto opportunità adeguate, hanno fatto uno stage formativo, oggi sono colonne portanti di Piazza Scamacca, sono dei veri e propri cuochi. Quindi il professore prima faceva riferimento proprio a questa sinergia, a questa collaborazione che esiste anche con il terzo settore. C'è diciamo, l'assistenza residenziale a chi è affetto da queste patologie. Come diciamo, la città di Catania, l'ASP di Catania aiuta, sostiene proprio in maniera concreta chi ha queste patologie? L'ASP, attraverso il Dipartimento di Salute Mentale, di cui io chiaramente faccio parte nella mia struttura, ha una serie di percorsi riabilitativi, diciamo, di vario livello a seconda delle patologie e degli interventi da dover, diciamo, realizzare all'interno delle stesse condizioni psicopatologiche. La residenzialità è uno di questi percorsi perché permette alla persona con disagio mentale di recuperare quelle abilità cognitive e relazionali che gli permettono poi di essere restituito alla nostra, diciamo, cultura dominante, ma anche alla società in modo inclusivo, e quindi l'idea del lavoro è un'idea, diciamo, finale del raggiungimento di un obiettivo. Per questo diventa importante mantenere alta, diciamo, l'attenzione su questi diritti, che sono i diritti non solo fondamentali, ma anche e soprattutto sono i diritti della guarigione come un sistema di cura. Il lavoro è una cura, è una terapia per i nostri pazienti. La terapia si fa in maniera pratica proprio a Piazza Scamacca, perché insomma in qualche modo non solo evitate l'isolamento, ma li riattivate, cioè riattivate le persone a fare parte del circuito lavoro. Assolutamente, l'inserimento lavorativo diventa uno strumento per migliorare la loro qualità della vita, ma la cosa più bella è lo scambio che si crea, perché poi proprio magari i soggetti più complessi, no, da gestire per noi all'interno del nostro spazio diventano poi gli educatori di questi ragazzi, sentono la responsabilità di avere dei ragazzi speciali e di dargli un'opportunità, un'alternativa, che non è stare semplicemente a casa, ma toccare con mani quello che poi è la vera attività lavorativa. Professor Ortoleva, i dati dell'Istat che abbiamo a disposizione dicono che il 31-35% delle persone con disabilità in età lavorativa è occupato, mentre invece un tasso di occupazione generale supera il 58-60% per la popolazione senza disabilità. C'è un gap che chiaramente è importante e significativo. Ma perché chiaramente, diciamo, i processi di recupero e di inclusione sono sempre un po' più difficili, è inutile che pensiamo che sia una passeggiata, così come è difficile trovare lavoro per le persone normali, lo è ancora di più per chi ha qualche difficoltà. Però diciamo, le leggi ci sono anche i percorsi, ci sono anche le opportunità, ci sono anche i finanziamenti. Io penso soltanto che la legge 68 ha un fondo, che è un fondo regionale nazionale, col quale si potrebbero fare tantissime cose, che quindi sia a disposizione della nostra amministrazione, diciamo così, politica, ma anche e soprattutto regionale e nazionale, e quindi le opportunità si possono e si devono creare. È un processo virtuoso che non va mai abbandonato e che va sempre curato, diciamo, come si cura una pianta che deve sempre crescere. Siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento di oggi. C'è un progetto in particolare su cui state lavorando voi a Piazza Scamacca? Sì, diciamo, il progetto del 2025 è proprio aprirci completamente ai soggetti che sono affetti dall'autismo, e quindi l'idea è di creare degli strumenti, dei comunicatori che permetteranno loro di direttamente ordinare all'interno. Quindi questo è un progetto che ci siamo prefissati da far partire direttamente dal 2025. Un ultimo dato con il professore Ortoleva, perché 1 milione di persone con disabilità lavorano o sono in cerca di lavoro. Quindi stiamo parlando, tornando ai numeri, di una forza lavoro importante.
Ma sicuramente è comunque una forza lavoro che ha le caratteristiche della forza lavoro, non sono occupazioni fantasma. Le persone disabili hanno e creano sempre un impegno, e anche il manager di Piazza Scamacca lo sa, che non è diverso rispetto alle persone cosiddette normali, quindi è un impegno altrettanto significativo, non ci sono buchi organizzativi, non ci sono problematiche che altrimenti noi come Dipartimento siamo in grado di affrontare, perché siamo sempre a fianco delle aziende e di coloro che assumono, perché vogliamo fortemente che questa attività sia sempre un'attività in progress e che non smetta mai di far capire che la civiltà di una società è data anche nel mantenimento dei diritti delle persone più fragili. Grazie al professor Ortoleva. Grazie anche a Nicola Vitale per essere stati con noi questa mattina. Abbiamo parlato di inclusione, di lavoro e di diritti. Attenzione, è un fatto importante da non sottovalutare, non è una parola così astratta. I diritti sono un fatto concreto. Davvero. Ci fermiamo ancora, parleremo ancora di lavoro perché stamattina diciamo, il tema conduttore è quello del lavoro, ma stavolta parleremo di sicurezza sul lavoro e mai come stamattina, più che mai oggi stamattina, possiamo parlare di sicurezza dopo l'incidente di ieri che c'è stato in Toscana, nei pressi di Firenze. Avremo anche un collegamento in esterna con la nostra Simona Mazzone, tutto questo fra pochissimo, restate con Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, c'è un aggiornamento dalle agenzie, abbiamo parlato in apertura dell'omicidio che c'è stato ieri sera a Siracusa, un uomo accoltellato, un minorenne è stato portato dalla polizia negli uffici della squadra mobile nell'ambito delle indagini proprio sull'omicidio di Cristian Regina, 40 anni, che è stato assassinato, come diciamo ieri sera, con una coltellata davanti alla porta della sua abitazione in via Italia, nella zona nord del capoluogo, il giovane sospettato di essere l'assassino. E adesso ci colleghiamo, andiamo da Simona Mazzone, siamo a Catania, centro della città, per l'albero della sicurezza. Buongiorno Simona, c'è un albero di Natale con tanti caschetti che si utilizzano nei cantieri dove si lavora e quello del tema della sicurezza stamattina è sempre di grande attualità dopo quanto avvenuto ieri in Toscana con l'esplosione che si è verificata per l'appunto nei pressi di Firenze a Colenzano. Andiamo da Simona Mazzone. Buongiorno, Piazza Turiferro è uno dei siti in Italia che ha aderito all'iniziativa appunto dell'albero per la sicurezza voluto da ANCE e Anmin a livello nazionale, e proprio qui sono con Rosario Fresta che è il presidente dell'ANCE e noi ci troviamo tra l'altro nel cantiere FG Costruzioni dove è stato appunto installata quest'opera, e alla mia destra invece il presidente dell'ANMIL sezione di Catania, Salvatore Platania. Buongiorno a entrambi. Allora, come diceva Angelo da studio, purtroppo l'ultimo incidente in ordine di tempo ieri in provincia di Firenze in una delle sedi ENI, un numero di operai morti, dei dispersi tra cui un catanese, e purtroppo i numeri continuano a crescere. Sì, buongiorno a tutti. Sì, purtroppo abbiamo ricevuto ieri questa notizia che è sempre un dramma, veramente. Oggi siamo qui noi a testimoniare proprio al cercare di alzare sempre l'attenzione e tenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro. Ricevere queste notizie non è stato di buon inizio. Noi, ripeto, con Anmin facciamo da 3 anni questa iniziativa, cerchiamo di puntare, insomma, di alzare l'attenzione sulla cultura della sicurezza del lavoro per far sì che questi incidenti avvengano sempre meno. È proprio l'opera realizzata un albero di Natale perché durante le feste un po' ci si ferma, ma non bisogna invece fermare l'attenzione sulla sicurezza, perché è purtroppo un dramma di attualità, di continua attualità.
Sì, questo albero di Natale che è stato realizzato da un'idea dell'artista Francesco Sbolzani rappresenta appunto un albero costruito con i caschi dei lavoratori, i lavoratori che ogni giorno vanno in cantiere e riporta appunto i caschi gialli che rappresentano il lavoro, i caschi rossi purtroppo gli infortuni e i caschi neri purtroppo gli infortuni mortali. E noi vorremmo che ci sia un albero costruito solo di caschi gialli che rappresenti il lavoro come veramente punto di più alto valore e senza incidenti. E su questo ci spendiamo ogni giorno. Cosa bisogna fare secondo voi per fermare questa strage? Innanzitutto ci vuole una grande presa di coscienza sia da parte delle imprese ma anche da parte dei lavoratori. E molte volte la distrazione insomma, ci porta o la troppa sicurezza ci porta a commettere degli errori. Quindi noi come imprese di costruzioni cerchiamo di fare il massimo per far sì che i nostri lavoratori vadano in cantiere nelle massime condizioni di sicurezza. I lavoratori da parte loro devono fare anche la loro parte perché effettivamente bisogna stare veramente attenti, poi ci sono cantieri molto più pericolosi, insomma ogni cantiere è diverso, quindi bisogna tenere sempre alta l'attenzione. Pensate, soltanto nei primi 10 del 2024 sono 890 le vittime registrate, parliamo dei primi 10 mesi, 22 vittime in più rispetto all'anno precedente. Esatto, sì, buongiorno a tutti, grazie per averci dato questo spazio. Comunque l'ANMIL è in prima linea per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, perché noi stessi siamo tutti soci, siamo infortunati sul lavoro. Queste disgrazie che succedono ogni giorno, perché qua si sta parlando di una strage continua che non si ferma mai, e questo non è possibile perché dietro ogni morte, ogni infortunio ci sono famiglie, ci sono tragedie che si vanno a sommare. L'ANMI in questo caso, ripeto, è in prima linea perché fa prevenzione. Cerchiamo noi, la nostra mission è proprio quella di portare avanti, come diceva il Presidente Fresta, noi collaboriamo proprio appositamente perché andando nelle scuole, andando nei cantieri, facciamo noi corsi di formazione professionale, ma principalmente, come diceva il nostro Presidente della Repubblica, Mattarella, bisogna incolcare proprio sin dall'infanzia. Noi andiamo nelle scuole appositamente per questo, andiamo nelle scuole a far sì che i bambini sin dai primi giorni di vita abbiano loro quel pensiero di sicurezza, perché come si abbassa la sicurezza inizia l'infortunio è dietro l'angolo. Comunque anche dietro queste morti, ma ci sono anche quelle morti che non si contano, ma che sono le malattie professionali. Lei c'è 3 morti al giorno, sì, ma 5 morti al giorno di malattie professionali, signori miei. Questa è una strage che è silenziosa e che va avanti. Ripeto, noi come questo periodo, lei dice non si deve abbassare la sicurezza, non la possiamo abbassare perché l'abbiamo visto ieri quello che è successo e non è possibile che ci siano persone che escono per andare a lavorare e poi alla fine non tornano più. Bene, grazie. Quindi la sicurezza e prevenzione è la parola d'ordine di entrambi. Dimmi, Angelo. Grazie Simona. Prima di chiudere ricordiamo che in mattinata, come dicevi prima, ci sarà diciamo, l'inaugurazione di quest'albero. L'inaugurazione sia alle 10 per la sicurezza e io prima di salutare te e anche i tuoi ospiti do un aggiornamento anche su quanto avvenuto a Calenzano. Sono stati recuperati 2 dei 3 dispersi che è avvenuta ieri, nell'esplosione di ieri. Da quanto si è appreso sarebbero stati ritrovati nell'area della pensilina dell'area di carico, così salgono a 4 le vittime accertate. Grazie a Simona Mazzone e grazie agli ospiti di Simona Mazzone. Grazie a voi. Salvatore Platanieri, presidente della AMNIL, dell'associazione di Catania, Rosario Fresta, che è presidente dell'ANCE. Grazie davvero per questo collegamento. Adesso vediamo le pillole di Almanacco e dopo apriremo il collegamento, come sempre quotidiano, con Marco Amato per interrogare le stelle.
Oggi, 10 dicembre, si festeggia la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Tale celebrazione venne istituita nel 1950 a seguito dell'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 1948 da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU. La dichiarazione, disponibile in oltre 500 lingue, è un documento epocale che dichiara i diritti inalienabili che tutti possiedono in quanto esseri umani, senza distinzioni di razza, colore, religione, sesso, lingua, origine, nascita o opinioni di alcun genere. Si tratta di valori senza tempo ed è per questo che è necessario continuare a lottare affinché vengano applicati nel quotidiano. Ogni gruppo vulnerabile ha il diritto di essere difeso e questo deve essere fatto da ognuno di noi. Ma sapete perché si chiudono gli occhi quando si starnutisce? Questo processo si innesca in modo automatico per protezione. Infatti, quando si starnutisce, l'aria esce dal naso con una velocità di 160 km/h, generando una pressione non indifferente. Chiudendo quindi gli occhi si evita che questa esplosione possa danneggiare i dotti lacrimali, cioè i canali in cui scorrono le lacrime che mettono in comunicazione occhi e naso. E adesso, come annunciato, andiamo da Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno buon Angelo, buongiorno Sicilia. Buon caffè a te. Leggiamo la vita di, da una combinazione di caffè e magia. Questo è il... Esatto. Allora, aggiungerei anche un po' di voglia di pazzia, di incoscienza e d'allegria, giusto? Manca niente. Allora il riferimento con queste con queste parole è un po' anche alla persona, all'artista di cui magari stamattina ti occupi. Non solo uno, sono due gli artisti, però uno in particolare, sono perché due. Ma una per me è un mostro sacro che amo tanto fin da bambino, proprio perché ho citato quella canzone a me tanto cara, che non solo mi veniva cantata da bambino, ma che era l'unica maniera di addormentare l'ultimo nipotino che ha avuto, che faceva le bizze, e quindi gli cantavo la Vanoni, la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Canzone bellissima, tra l'altro, della sua epoca, quando scoprì in Sud America Toquinho, e quindi portò quello che fu annoverato come il primo samba italiano, la voglia, la pazzia, appunto. Ma Ornella, assieme a Mahmood, ha fatto un progetto musicale molto bello e interessante, che esce proprio oggi, proprio perché hanno incantato tutto il forum di Assago con il loro duetto, e con la loro partecipazione che generò una standing ovation. Hanno deciso di rieditare Santa Allegria, rivisitandola insieme e cantando in duetto. Non è la prima volta che Ornella lo fa, infatti creò un LP che era Insieme a me, in cui addirittura con la catanese Carmen Consoli cantava un altro pezzo meraviglioso, un suo must eccellente, che era L'appuntamento, che molti, tipo Marco Amato, pensano che sia una delle canzoni più belle del mondo. Allora, Ornella e Mahmood sono entrambi della Vergine, per cui la bravura filologica di tutte e due è assolutamente ricercatissima, proprio perché l'identità virginiana tenderebbe molto a dare risalto al testo e al significato delle parole. È un altro dei tanti sintomi in cui ravvedo che lo zodiaco sta cambiando, proprio perché alcuni segni che hanno subito molto in questo 2024 ora sono di nuovo in auge, e ve ne racconto anche di altri, visto che oggi la luna splendida in Ariete, quindi viva i segni di fuoco. Ariete, Leone e Sagittario sono assolutamente i favoriti dello zodiaco. La luna in Ariete fa ripartire lo zodiaco e l'Ariete con una grande vigoria, ma quello che il Leone sa trasformare sempre in amore e sentimento è quello che oggi farà la sua giornata e lo metterà al centro dell'attenzione, ma proprio perché oggi sarà generoso e con un cuore radiante. Il Sagittario trova finalmente la soluzione a un problema e via adesso con tutti i suoi progetti, e soprattutto con un cambio di logistica, un trasferimento, l'acquisto importante di una cosa.
Cosa fanno invece gli Aria, visto che se va bene ai Fuoco, va bene anche agli Aria, soprattutto all'Acquario, che è molto amico dell'Ariete e che quindi trova assolutamente la vigoria necessaria per andare avanti nei suoi progetti. I Gemelli trovano comunque la voglia di riprendere antichi rapporti che avevano trascurato e finalmente rivedono qualcuno facendo anche pace con se stessi e con una parte del loro passato. Bilancia, la Luna oggi in opposizione, quindi un po' scontenti in amore, un po' capricciosetti, ma stasera una telefonata vi allieteranno un poco. I Terra sono un po' più rallentati da questa configurazione, in particolare il Toro, che oggi è un po' più sensibile ed emotivo del solito. I Vergine però trovano forte motivazione in buoni risultati che finalmente stanno arrivando nel lavoro. I Capricorno oggi hanno la Luna in quadratura, per cui potrebbero avere qualche sospetto a non vederci bene in alcuni rapporti affettivi. E Acqua, ebbene i Pesci, che hanno sempre una grande emotività, la Luna in seconda casa, quindi potete farcela ad affrontare di tutto e di più. Coraggio, in bocca al lupo. Mentre invece i Cancro devono fare i conti con i loro desideri, che non sono sempre aderenti a quelli del partner, quindi lasciate un po' più spazio. Per ultimo Scorpione, che si sente un po' tagliato fuori da queste dinamiche zodiacali che lo escludono un po', ma ci sarà tempo per lui per riconnettersi. Oggi è una giornata di riposo per lo Scorpione. E detto questo, con le note musicali della Vanoni che tanto amo, vi auguro una splendida mattinata e un buongiorno Sicilia. Grazie, buongiorno anche a te Marco. Adesso passiamo ancora dai quotidiani, da Emanuela Corsi. Due notizie veloci, Angelo. Allora, Repubblica oggi insomma parla di Facebook. Facebook evade l'IVA. I PM di Milano chiedono a Meta ben 877 milioni di euro perché secondo la procura iscriversi a un social network, navigare tra pagine e profili, pubblicare una foto e lasciare un like al posto di un amico o di un'azienda ha un valore economico, perché la profilazione che ne deriva su ogni utente iscritto appunto alla piattaforma può essere usata a scopi commerciali, e lo sappiamo bene, da parte del gestore della piattaforma, e produce quindi un guadagno sul quale va applicato il 22% di IVA. E poi invece andiamo a vedere sul Corriere della Sera, sono tempi duri per lo spettacolo di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, dopo le polemiche che hanno portato poi all'uscita di scena da parte di uno dei maestri di ballo. Adesso sono anche Mariotto, uno dei famosi giudici, storici giudici, non ci sono come dire tempi buoni, perché avrebbe così appoggiato la mano nelle parti basse di un ballerino. Ecco, però parla la Carlucci, dice nessuna molestia, il vero caso è stata la fuga in diretta di Mariotto, che però poi si è giustificato: sono dovuto andare via, ho dovuto lasciare la trasmissione per problemi alla Maison, alla sua azienda appunto. Grazie Emanuela, buona giornata anche a te, ci ritroviamo con Buongiorno Sicilia domani come sempre, e intanto ci lasciamo con la musica. Stamattina Benji e Fede, un sodalizio che è andato benissimo all'inizio, poi c'è stato il divorzio, adesso pare tornino insieme. Sentiamo dove e quando. Buongiorno Sicilia, a domani.